A questo punto è arrivato il momento di cercare di farsi restituire quello che sono il maltolto, chiamiamolo così. E quindi abbiamo, come Federalberghi Garda Veneto, anche noi seguito il consiglio di Federalberghi Nazionale, stiamo cercando di sensibilizzare le strutture a unirsi in questa lotta e il 10, l'11 ci sarà il direttivo nazionale a Roma, raccoglieremo tutte le schede per fare massa critica e porsi in questa causa contro Booking.com. Booking.com non è più quello che era quando ha iniziato, che era una semplice intermediazione per cercare di avvicinare il cliente alla struttura. Ha sempre di più invaso il mercato, ha sempre di più condizionato il mercato, ha sempre di più imposto dal piccolo al grande albergatore come doveva comportarsi sul mercato. E quindi questa invasione ha quantomeno smorzato o diminuito la competizione o anche la capacità concorrenziale di mercato per quanto riguarda l'ambito turistico. Quando un cliente viene da noi cerchiamo di entrare, fidelizzarcelo e fargli capire che gli conviene molto di più contattarci direttamente, perché a quel punto possiamo offrirgli anche delle condizioni, degli sconti importanti. Quindi non sempre la persona comune pensa che andando con Booking sì è più facile e magari risparmia anche qualcosina, ma non è sempre così, perché dopo c'è tutta una dinamica caduta di quelle che sono le commissioni dirette e indirette e quindi il consiglio è proprio quello di affidarsi direttamente alla struttura alberghiera.